Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, buone feste, buon 2022 e vi propongo oggi una partita incredibile giocata da un giocatore italiano, dal giocatore italiano attualmente numero 1 della graduatoria italiana, il romano Daniele Vocaturo, che qualche giorno fa al torneo internazionale di Sitges a Barcellona è riuscito a battere il grande maestro, se non sbaglio colombiano, Rios Cristian. Ok, ho spoilerato un po' il risultato, ma questa partita è veramente molto bella, molto creativa, che vi invito a visionare fino alla fine. 4C5, C3, apertura Alapin, e questa mossa viene anche chiamata il più delle volte anti-siciliana. Per quale motivo? Perché come vedete con un semplice movimento di pedone il bianco tiene un po' sotto controllo tutte le possibili risposte avversarie, quindi non c'è bisogno di avere grandissime, infinite preparazioni, non so, sulla Najdorf, sulla Svesnikov o Pelikan, su tutti questi nomi molto particolari che poi chiaramente potrebbero fare parte del repertorio avversario. Dopo C3 il nero ha giocato cavallo F6, dunque 5 e cavallo D5. Siamo nel pieno della posizione principale e cavallo F3 in realtà non è la mossa principale. Come vi dicevo prima, la semplice mossa in C3 prepara la spinta in D4, quindi è molto semplice per il bianco conquistare il centro con il suo forte pedone in D4. Poteva farlo prima, potrebbe farlo adesso, invece Daniele Vocaturo decide di farlo dopo cavallo F3. Cavallo F3 probabilmente per creare e giocare qualche posizione concreta. Dovete sapere che i giocatori professionisti, e il bianco è un giocatore professionista, il giocatore professionista dedica tantissime ore alla preparazione della partita, quindi cercare di cogliere qualsiasi sfumatura del repertorio avversario, e dunque una semplice inversione di mosse o comunque una semplice cavallo F3 prima di giocare D4 magari fa proprio parte della preparazione. Perché? Perché magari il bianco vuole che il nero giochi E6. D4 sulla scacchiera, pedone cattura, pedone riprende e dunque D6. Dopo D6 il nero D6 è una mossa che il nero probabilmente deve fare perché vuole comunque cercare di attaccare catturando questo pedone in E5, quindi isolare un pedone lì al centro della scacchiera. Questo pedone in E5 potrebbe essere soggetto a vari attacchi, il cavallo da B8 si sviluppa in C6, forse in D7, in aiuto potrebbe arrivare la donna via C7, e cosa importante, se i pezzi del nero guardano questo pedone 5, i pezzi di bianco dovranno difenderli. Giocatore molto aggressivo il bianco, gioca alfiere C4, in caso di pedone per le continuazioni possibili sono effettivamente 2, e pedone per E5 che comunque garantisce un leggerissimo vantaggio di spazio, e cosa importante, sotto controllo questa casa F6 che è solitamente una casa di difesa del rocco nero. In F6 nella maggior parte delle partite vedrete sempre che c'è un cavallo che tiene sotto controllo la difesa del proprio rocco. Alfiere C4 giocata, cavallo C6 a rocco corto, e dunque dopo alfiere 7 donna E2. Tipico sviluppo di attacco per il bianco. La donna va in coordinazione con l'alfiere, a volte si vuole giocare una batteria, quindi coordinazione alfiere donna pronti lì verso la rocca avversario. Quindi dopo arrocco, che è stata la mossa della partita, una coordinazione tipica è cercare di fare questa manovra. La donna in E4 guadagna un tempo perché si sta minacciando l'alfiere, cattura il cavallo, dopo la ripresa la donna riprende, quindi pedone di vantaggio, e l'altro piano è retrocedere con l'alfiere in D3 creando quella che appunto ho chiamato batteria. Tutti contro H7. Questa è una manovra tipica, quindi ogni qualvolta abbiate un pedone in E5 associate questo pedone a un controllo sulle case bianche. L'alfiere in C4, la donna in E2 e l'altro pezzo che attacca, che forma il tridente. Diciamo che questa coordinazione con la torre D1, la donna in E2 e l'alfiere in C4 prendono il nome di, in alcuni libri, in alcuni manuali, ma anche diciamo molto facile ricordarli, come tridente, quindi tre pezzi che formano un triangolo, ok, non è proprio un tridente, comunque formano un triangolo di pezzi sviluppati in attacco. La torre in D1 è molto ambiziosa perché più avanti potrebbe fare anche questa manovra. Cavallo A5 alla ricerca di semplificazioni, alfiere D3, occhio, l'avevo detto anche da prima che l'alfiere voleva andare in D3, e a questo punto
dopo cavallo B4 purtroppo l'alfiere di case bianche non si può più mantenere. Cavallo C3, cavallo cattura, torre riprende e a questo punto B6. Mossa furba, si vuole minacciare alfiere A6 con infilata, quindi un alfiere che lungo la sua diagonale incontra due pezzi bianchi. Donna E4, mossa forte, e dopo alfiere A6 una mossa di ritirata indietro con la torre in D1. A questo punto alfiere B7, donna G4 e iniziano le minacce tattiche. La prima, molto evidente per molti di voi, potrebbe essere alfiere H6. La semplice inchiodatura del pedone di fronte alla propria regina genera un alfiere che linea H6, dà un po' di noia e crea una minaccia di matto immediata. Come si difende da questo matto? Diciamo che se nero giocasse una mossa superficiale come cavallo C6, alfiere H6, l'unico modo per difenderci dal matto sarebbe la spinta, ma a questo punto la cattura della torre darebbe ragione all'attacco, all'iniziativa del bianco. E quindi dopo donna G4, dato che alfiere H6 è l'idea, bisogna fare qualcosa di utile. Alfiere per F3 effettivamente riesce in questo, quindi togliamo pezzi dalla scacchiera per cercare di entrare in un finale. Ok, alfiere per F3, donna per F3, cambio al centro e a questo punto donna C7. Vi dicevo prima che uno degli obiettivi dell'apertura del nero è senz'altro minare, dar fastidio al pedone E5, quindi lo attacchiamo con la donna in C7, in futuro lo attaccheremo col cavallo che salterà in C6 o forse in C4 e a breve termine avremo anche, chissà, forse qualche manovra strana, se consentito, in cui l'alfiere lo attaccherà via D4 oppure farà un percorso un po' più strano, ma eventualmente dopo G6 ripiegare e creare un fianchetto artificiale. Dico artificiale perché chiaramente non è stato creato subito dopo l'apertura. Alfiere F4 difende, sviluppiamo i nostri pezzi, torre D8 e a questo punto cavallo E4. I pezzi del bianco, il bianco non si tira indietro, se i pezzi del nero vogliono essere cambiati, si vuole semplificare per entrare al finale, il bianco non si tira indietro e i suoi pezzi cerca di portarli in avanti verso il re avversario. Cambio delle torri, quindi anche questo fa un po' intuire il tipo di gioco e approccio dei due giocatori. Il bianco vuole giocare per vincere, sulla carta dall'alto dei 2620 punti deve ottenere il punto pieno contro il suo avversario, comunque grande maestro, con un poco meno di 2500 punti, e allora il bianco vuole dirigere i pezzi in attacco. Il nero, giocatore giovane, si accontenta di un gioco molto più tranquillo, quindi vuole semplicemente rimuovere pezzi dalla scacchiera per evitare di correre grandi rischi. Ok, torre D8 da parte del nero, torre C1 sulla scacchiera, la donna si sposta in B7 e adesso H3. Dopo H3, mossa utile per evitare temi tipici di matto del corridoio, arriva a torre D4. Torre D4, come vedete, sono apparsi due punti interrogativi. Punto interrogativo cosa significa? Significa mossa dubbia. Che cosa significa mossa dubbia? Mossa dubbia significa, o meglio, con un punto interrogativo mossa dubbia, con due punti interrogativo significa ok, c'è una combinazione che porterà in vantaggio uno dei due. In questa posizione vediamo un po' i temi tattici che si possono verificare. Un tema tattico è senz'altro il tema del matto del corridoio. Di fatto il nero non ha mosso alcun pedone del proprio arrocco e quindi prima o poi una minaccia come un'incursione della torre in C8 potrebbe essere un tema. E come si potrebbe realizzare questo tema? Perché come vedete chi tiene sotto controllo l'ingresso in C8 è soltanto un pezzo ed è la donna. Questa donna si trova lungo la diagonale del bianco, quindi se io riuscissi da bianco a rimuovere rapidamente il cavallo per poi cambiare le donne, vi faccio un esempio, magari il cavallo si sposta qui, dopodiché lui cattura, io cambio le donne, lui mi riprende, a quel punto torre G8 potrebbe essere una soluzione. Se non fosse che dopo torre C8 il mio avversario ha ancora la possibilità di difendere, mettendo
un proprio pezzo tra la torre attaccante e il proprio re. Quando voi giocate una posizione, quello che dovete cercare di fare è provare ogni tanto a chiedere ai vostri pezzi qual è il loro ruolo. Effettivamente il ruolo della donna è difendere l'ingresso sull'ultima traversa. E altri temi di matto esistono, ed effettivamente dopo torre di 4, 2 punti interrogativi, la mossa della partita rivela un po' le minacce. Cavallo F6 scacco. A questo punto, se alfiere per F6, come si continua? Prendo in F6. Qual è l'idea? L'idea è che la donna adesso sì che è in sovraccarico perché deve mantenere il controllo dell'ultima traversa e quindi non può assolutamente cambiare le donne per via del matto lì in fondo alla scacchiera, che era il tema che vi avevo mostrato qualche minuto fa. E dopodiché è una situazione di sovraccarico perché se il nero non può cambiare, la minaccia del bianco è proprio quella di cambiare. A questo punto la torre dovrebbe andare in difesa, magari in D8, e come vedete magicamente si verifica un altro tema di matto perché non c'è più nessuno per il nero che controlla le case nere. Dunque donna G3 è forte, minaccia di matto, e a questo punto dopo G6, unico modo per difendere, arriverà questa incursione. Ok, questo zig zag è abbastanza tipico delle posizioni dove il vostro avversario non ha più pezzi in difesa. Tornando alla partita, dopo cavallo F6 scacco, pedone per F6 è stata la mossa giocata, ma a questo punto donna G3 scacco, il re si è spostato, quindi il re è andato in F8, qualora fosse andato in H8, semplicemente alfiere H6 con incursione in G7. E se alfiere F8 per difendere tutto, in realtà io lo catturo e poi successivamente ti darò matto lo stesso. Quindi il re nero si sposta lì in F8, pedone per F6, alfiere per F6 e dunque alfiere H6 scacco. Ok, c'è una rete di matto. Se il re si spostasse in E8, semplicemente torre C7, che è poi la mossa della partita, mette a nudo tutte le debolezze della posizione. Doppio attacco, minaccio la donna, ma in realtà ti sto minacciando anche il matto lì in G8. Quindi partita spettacolare e molto creativa da parte di Daniele. E donna per C7, cambio delle donne, ma il materiale per il nero non è sufficiente per giustificare il sacrificio di donna. È vero che abbiamo una torre e un cavallo per la donna conquistata dal bianco, però è un materiale non sufficiente. Il bianco semplicemente semplifica tutto e una volta semplificati e eliminati gli alfieri della scacchiera non resta altro che creare qualche minaccia concreta. A questo punto la partita si conclude, donna C3, punto esclamativo, e anche qui si sta minacciando l'ingresso in C8, ma cosa importante l'ingresso in H8 con conquista del pedone H e dunque strada libera per il pedone che da H4 vorrà andare a promozione. Partita molto molto bella, divertente, creativa che rivediamo subito. E4 C5 C3 variante Alapin antisiciliana, il bianco conquista il centro e qui il dettaglio della preparazione del bianco, cavallo F3 evitando la linea principale, dunque 6, quindi D4, cambio al centro, D6. D6 dicevo che il nero voleva senz'altro alterare il centro del bianco, alfiere C4 sulla scacchiera, cavallo C6, arrocco corto e quindi la costruzione di questo triangolo, di questa coordinazione che ho chiamato tridente, donna, alfiere, torre, e chissà, a volte potremmo anche considerare il cavallo in F3 far parte di questa squadra in attacco. Cavallo C3, conquista dell'alfiere di case bianche da parte del nero, e adesso è il momento di coordinare al meglio i propri pezzi. La donna in G4 sta abbastanza bene, le intenzioni del nero, senza diciamo entrare troppo nel dettaglio, erano evidenti. Il nero ha cercato di alleggerire quanto prima la posizione per rendere più tranquillo il gioco del suo avversario, però effettivamente troppe semplificazioni hanno portato la posizione una posizione dove il bianco stava dirigendo i suoi pezzi in attacco e quindi qualcosa poi si è creato. Torre D4, punto interrogativo, errore, cavallo F6 porta a una combinazione che come avete visto è molto lunga, ma alla fine porta alla vittoria del bianco. Non a caso Daniele è un giocatore, un grande maestro con più di 2600 punti, e quindi questa combinazione è molto bella, molto creativa,
e l'ha trovata, ed effettivamente la partita è andata proprio verso questo seguito, finché, cambiati gli alfieri, una piccola triangolazione di donna ha costretto il nero ad abbandonare. Spero che questa partita vi sia piaciuta, a me è piaciuta tantissimo e quindi avevo voglia di riproporla, e come sempre vi invito a commentare e a seguire i social di Mattoscacco. Appuntamento alla prossima! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!